Presentata la festa in onore di San Calogero, le funzioni religiose si terranno presso la Basilica dell'Immacolata per via dei lavori di ristrutturazione della chiesa, ma il santo uscirà regolarmente nelle 2 domeniche dal santuario. Verrà rimossa l'antenna telefonica installata a San Leone, ritenuta abusiva, ordinanza del sindaco. Il consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Simone Gramaglia, chiede all'assessore Cantoni e al comandante dei Vigili Urbani di rimuovere il senso unico in Viale delle Dune a San Leone. Si è rivelata, afferma Gramaglia, una scelta fallimentare. Forum sull'emergenza idrica in Sicilia, organizzato dalla Lega Ambiente. L'INAIL discute sulla salute nei luoghi di lavoro, la SMAP presente alla Via del Cibo. In occasione del convegno degli assoenologi, presente anche il ministro dell'Agricoltura Lollobrigida. Manifestazione conclusiva per gli alunni del CPA di Agrigento, le reazioni degli studenti per gli esami di maturità. Festa per gli anziani alla Casa di Riposo Oasi degli Ulivi, diretta dal dottor Gerlando Alonci. Benvenuti con un nuovo appuntamento di TV Notizie di oggi, lunedì 30 giugno, conferenza stampa di presentazione per i festeggiamenti in onore a San Calogero che inizierà domenica fino alla prossima. Le funzioni religiose quest'anno si svolgeranno presso la Basilica dell'Immacolata, comprese le solenni celebrazioni eucaristiche delle 2 domeniche, ma la vara uscirà lo stesso dal santuario in quanto interessata dai lavori di adeguamento e di ristrutturazione. Pronti per questa festa di San Calogero? Sì, prontissimi, come hanno anticipato il sindaco, che ringraziamo sempre, Don Gerlando della Rettoria, siamo prontissimi perché l'uscita da casa sua era la cosa che ci premeva più di tutti, anzi mi colgo l'occasione per rinnovare l'appello a tutti i devoti, a tutti i fedeli, che dentro la chiesa entreremo purtroppo solo noi. Dico, dal sacrato in poi si farà tutto quello che si è fatto negli altri anni, quindi massima collaborazione perché la questura abbiamo garantito questo tipo di situazione dentro il santuario. È chiaro che noi portatori faremo la parte del leone della festa, quindi è chiaro che ci sobbarcheremo tutte le responsabilità, però sono pure sicuro che i devoti, i fedeli del santo ci aiuteranno come fanno ogni anno, con ordine e compostezza. In giro per la città, prontissimi anche i Tammura di Girgenti, Biagio Licata. Sì, per il 18° anno, tra l'altro ci onora la presenza dell'associazione Tammura di Girgenti, da me capitanata. I ragazzi miei e le famiglie non ho modo sempre di ringraziarli per la preziosa collaborazione. La festa di Agrigento è la festa del popolo, del nostro amato San Calogero, quindi siamo davvero carichi e sempre di più felici di portare aria di festa nell'amata città. Ringraziamo come sempre il sindaco e tutta l'amministrazione comunale, la rettoria del santuario e la curia capitanata dalla sua eccellenza il cardinale Damiano. Sì, è quasi tutto pronto, naturalmente come sapete bene la burocrazia vuole i suoi tempi, abbiamo da valutare e approvare il programma in giunta, poi passerà anche la ratifica del Consiglio Comunale, ma non ci sono problemi di sorta. La festa di San Calogero è una delle principali feste della nostra tradizione siciliana. Vi ricordo che è stata inserita nel dossier uno dei 44 progetti che ci ha portato poi a vincere il titolo di capitale della cultura, un qualcosa di identitario. Non è soltanto una festa religiosa, ma una festa anche di alto spessore culturale, e penso che quest'anno si possa realizzare ancora in maniera più imponente, visto proprio l'anno in cui ci troviamo. Quali sono le vostre intenzioni? Che spettacoli volete portare per San Calogero? Si parla anche del concerto e tintoria. Sì, si parla di tanti concerti, si parla di spettacoli, di un concerto, ancora però da definire, è quello di creare quell'area, quell'atmosfera che possa far sì che sia celebrato il santo naturalmente,
in maniera religiosa e ahimè anche in parte in maniera pagana, come succede qui ad Agrigento, però tutto sommato è quello di creare un'atmosfera gioiosa e culturale e che possa attirare non solo i nostri concittadini e l'intera provincia, ma anche i turisti che sono presenti anche nel nostro territorio. Questi ritardi a cosa sono dovuti? Ma assolutamente partiamo dalla cabina di regia di Palermo, poi c'è la variazione di bilancio, poi c'è l'approvazione in giunta, poi c'è l'approvazione in consiglio, quindi diciamo i passaggi, perché peraltro sono dei tempi che non possiamo comprimere, ecco, non è una volontà di nessuno. Ecco. Sì, anche se i lavori, la chiesa è stata consegnata, quindi sono iniziati i lavori di restauro da parte con i fondi del PNRR e quindi afferenti al Ministero dell'Interno e alla Sovrintendenza. Abbiamo ricevuto dai progettisti e dal RUP della Sovrintendenza proprio l'autorizzazione a poter accedere prima, ma qualche minuto prima dell'uscita del santo e qualche minuto per farlo rientrare, solo per le domeniche del 6 e del 13. Tutte le altre funzioni verranno svolte qui in Basilica, a cominciare dal 4 fino al 13, quindi anche le celebrazioni della domenica, quindi tutte le celebrazioni liturgiche le vivremo qui nella Basilica dell'Immacolata e poi ci sposteremo presso il santuario alle 12 la prima domenica, alle 13 la seconda domenica per la consueta processione, quindi con la preghiera, l'affidamento del popolo, della popolazione agrigentina a San Calogero e l'inizio e l'avvio della processione. Qual è il messaggio che lancia ai fedeli? L'unica cosa che chiediamo è la collaborazione per evitare, visto che non è possibile, non è fruibile il santuario, di chi deve esprimere la propria devozione di venire qui all'Immacolata per esprimere la devozione e assistere dall'esterno e non dall'interno del santuario per l'uscita e l'entrata della vara con il santo. L'altra novità che avevo dimenticato a dire in conferenza stampa è che quest'anno avremo la vara nuova di San Calogero, che è stata donata dal presidente dell'associazione dei portatori di San Calogero, che verrà benedetta, questo lo possiamo dire, verrà benedetta dopo la celebrazione del sabato 5, quindi alle 20 sul sacrato dell'Immacolata. Sul lancio del pane, quale messaggio vuole lanciare ai fedeli? E in questo momento particolare, oggi più che mai, è quello di provare a fare i conti con la propria coscienza e con il proprio cuore. Abbiamo assistito e stiamo continuando ad assistere purtroppo, prima in Ucraina, ora a Gaza, tutto quello che succede. Per un pezzo di pane molte persone sono state anche uccise. Noi non possiamo sprecarlo per strada, ma condividerlo, e i modi per condividere il pane di San Calogero sono tantissimi: i poveri, i sofferenti, le mense, le caritas parrocchiali, e di certo non solo il 6 e il 13, ma abbiamo tutto l'anno per poter vivere questo segno di condivisione e di pace. A San Leone di Agrigento è stata ordinata la rimozione di un'antenna per le telecomunicazioni ritenuta abusiva in violazione dei vincoli paesaggistici. L'antenna, installata per conto di Vodafone, si trova in Viale dei Pini ed è stata oggetto di un'ordinanza del Comune di Agrigento che ne impone la rimozione entro 30 giorni, oltre a una sanzione amministrativa. L'antenna, alta quasi 30 metri, era stata installata in un'area vincolata e senza le necessarie autorizzazioni. La vicenda ha suscitato polemiche e preoccupazioni tra i residenti, che hanno denunciato la presenza dell'antenna, descritta come spuntata come un fungo in un'area sottoposta a vincoli. Il Comune ha eseguito dei sopralluoghi e delle segnalazioni, ha accertato l'irregolarità ordinando la rimozione. Il sindaco di Agrigento Miccichè ha promesso controlli severi, dichiarando che la battaglia legale per la rimozione dell'antenna è in corso. E il consigliere comunale capogruppo di Fratelli d'Italia di Agrigento, Simone Gramaglia, invita l'assessore Cantoni e il comandante della Polizia Municipale Lattuca
a un solerte ripristino della normale viabilità tra il Viale delle Dune e il lungomare a San Leone, dove in occasione dell'appena trascorso fine settimana è stato in vigore il senso unico di marcia dalla zona del Molo all'inizio del lungomare in direzione Viale delle Dune compreso. Il consigliere comunale Gramaglia afferma si tratta di una scelta che si è rivelata fallimentare già al primo collaudo. A piangere le conseguenze sono stati soprattutto i commercianti di San Leone, per i quali è stato azzerato l'afflusso dei clienti. Inoltre è stato dispiegato un ingente numero di vigili urbani, ben 22, costretti in 3 turni di vigilanza anche sotto il sole a 40 gradi. Ritengo, conclude Gramaglia, invece sia più appropriato, qualora non si optasse per il ripristino, che si inverte il senso di marcia unico, ovvero consentire la circolazione dal Viale delle Dune in direzione San Leone. Forum sull'acqua in Sicilia, organizzato dall'Associazione Lega Ambiente. Presso la sede del Parco Archeologico di Agrigento si è discusso di efficienza e risparmio per contrastare la crisi climatica. Le interviste. Giuseppe Riccobene, un interessante intervento. Possiamo fare già una piccola conclusione di questa giornata organizzata da Lega Ambiente sul Forum dell'Acqua? Sì, io ho concluso con quella che può essere una parola d'ordine. Acqua pubblica, ma acqua pubblica di qualità. C'è un problema di merito, di competenza e c'è un problema di cose non fatte che invece si sarebbero dovute fare e non abbiamo visto. Per cui Lega Ambiente ha un ampio ventaglio di proposte, ma sicuramente quella del merito, della competenza tecnica, del rigore scientifico e della multidisciplinarietà sono, diciamo, elementi imprescindibili. L'estate è iniziata da circa una settimana, cosa si prospetta quest'anno? Quello che abbiamo visto è assolutamente insufficiente, perché purtroppo affrontare con questi criteri emergenziali delle problematiche che sono emergenziali ma sono anche come dire, strutturali e strutturate e senza una visione complessiva ci preoccupa. Sapere che si stanno realizzando dei dissalatori con quei costi di impianto, con quei costi di gestione, e che un'acqua che costerà tante volte in più verrà dispersa tramite reti che ne perderanno il 60% o il 65%, ci preoccupa, c'è poco da stare tranquilli. In conclusione, la soluzione quale potrebbe essere? La soluzione è, dico l'ho detto, è affrontare tutto sotto un'ottica di multidisciplinarietà, rigore scientifico, merito, competenza che in questi anni abbiamo visto poco. E poi sulle modalità di distribuzione dell'acqua. Non si può accettare che esista ancora una rete che perde dal 50 al 70% mediamente, perché noi possiamo avere tutte le risorse possibili e immaginabili, ma chiaramente se nei tubi mettiamo acqua per perderla strada a strada, mi permetto di dire così con il senso dell'uomo della strada, nulla funzionerà mai. È chiaro, ci avviciniamo a un'estate che sarà dura non solo per Agrigento ma anche per buona parte della Sicilia occidentale, perché i numeri che abbiamo degli invasi che sono utili alla idropotabilità per la Sicilia occidentale non sono per niente confortanti. Dobbiamo, e questo lo sottolineo, ricordarci che la Sicilia è un hotspot del cambiamento climatico e che dobbiamo fare di tutto per trovare misure di mitigazione e adattamento al cambiamento stesso. Sull'emergenza idrica, la gestione dei fondi, le decisioni prese dalla regione siciliana, dal governatore, che ne pensa? Allora, io per esempio sono assolutamente contrario a spendere ancora soldi sui dissalatori, perché i dissalatori sono una soluzione emergenziale, sono una soluzione che funziona soprattutto sulla costa, sono una soluzione che è pesante dal punto di vista dell'impatto ambientale, ma soprattutto dal punto di vista dell'impatto economico. Noi arriveremmo a proporre, magari inizialmente con l'aiuto del pubblico, ma successivamente con purtroppo le tasche dei nostri consumatori, una distribuzione di un'acqua che arriva a costare 4, anche 6 volte di più di quella che normalmente paghiamo, che già è cara e amara. La cultura della salute sul lavoro nell'era digitale, questo è il tema del convegno nazionale che si è svolto alla Sala Zeus di Agrigento, organizzato dall'INAIL. Oggi qui ad Agrigento per un interessante convegno sugli infortuni nel mondo del lavoro, considerando anche che siamo in un'era del digitale. Ecco, in questi casi qual è la vostra presenza nel territorio come INAIL?
assolutamente necessario avvicinarsi alle imprese. In provincia di Agrigento ci sono più di 20.000 luoghi in cui si lavora per migliaia e migliaia di lavoratori di tutti i settori, agricoltura, terziario, industria. Molte sono piccolissime imprese e là è più difficile arrivare a costruire processi di miglioramento delle condizioni di lavoro e della sicurezza, ma bisogna insistere con più formazione, più informazione e anche sostegno alle imprese per investire con nuove tecnologie che evitino infortuni tradizionali e nuovi rischi. Poi c'è la piaga del lavoro nero purtroppo. Là è sempre più complicato, ci vuole una battaglia costante degli organi ispettivi, lavorando anche sulla cultura della legalità e conseguentemente anche sulla cultura della sicurezza. In questo il dialogo sociale, il ruolo delle parti sociali che io rappresento nell'INAIL è assolutamente fondamentale attraverso l'attività che si svolge nel territorio. Sì, oggi stiamo approfondendo la possibilità di utilizzare la tecnologia, l'intelligenza artificiale, la digitalizzazione che oggi ormai è imperante nel mondo ai fini della sicurezza. La sicurezza è il nostro, obiettivo principale. Allora tutto ciò che può aiutare e tutte le esperienze che oggi abbiamo condiviso con l'ENI, con le raffinerie che già adottano degli approcci innovativi su questo tema, ci aiutano a diffondere una nuova visione, una visione proattiva verso la sicurezza dei luoghi di lavoro, verso la prevenzione degli infortuni. Come ci può aiutare l'intelligenza artificiale in questo caso? Ma sicuramente la massa di dati che gestisce un sistema di intelligenza artificiale non la può gestire l'uomo. Allora, in questo modo, mettere a sistema tutti questi dati, tutta la tecnologia che c'è, insieme con i droni, con le rilevazioni, con tutte le attività che abbiamo visto oggi, sicuramente sarà il futuro della sicurezza, al fine di prevenire e a ridurre al massimo, speriamo anche a zero, gli infortuni sul lavoro. Ecco, un focus su Agrigento, vediamo che purtroppo succedono settimanalmente infortuni sul mondo del lavoro, non ultimo quello dell'operaio di Menfi. Sì, purtroppo abbiamo avuto in questi ultimi giorni una recrudescenza di infortuni mortali e che in qualche modo in Sicilia nel suo complesso abbiamo avuto un raddoppio di infortuni mortali, che la cosa ci preoccupa molto, perché forse c'è una eccessiva tensione all'efficienza del lavoro, a raggiungere obiettivi di lavoro, però poco alla dignità della persona che deve lavorare. Allora, questo sicuramente è un aspetto umano che, unito alla tecnologia, dobbiamo sempre più valorizzare. La cultura non è solo cultura archeologica, non è solo cultura storica, eccetera, ma c'è anche un atteggiamento culturale di consapevolezza verso la persona che deve attenzionare la sicurezza del lavoro e del lavoratore in ogni sede, in ogni luogo di lavoro. Oggi è una giornata assolutamente importante, una giornata in cui promuoviamo la campagna in un luogo bellissimo come questo museo, in Sicilia e ad Agrigento, una terra bellissima, ed è un'occasione per parlare di digitalizzazione e salute e sicurezza sul lavoro, ma con un'ottica un po' più ampia. Non solo tecnologie performanti, ma anche l'impatto di queste tecnologie sulle persone, sulla vita delle persone e sul modo di lavorare delle persone. Quindi l'impatto anche in termini di fattori psicosociali, di come il carico di lavoro, la solitudine, oppure anche la frontiera che c'è tra vita e lavoro possa avere un impatto negativo sulle persone. Quindi il messaggio della campagna è proprio quello di parlare di tecnologie, ma anche di tutele, di etica, di privacy dei dati, insomma tutto quello che ha a che fare con le persone, le relazioni e le organizzazioni. E è stato considerato appunto un tema prioritario proprio perché in un'era come la nostra, quella digitale, in cui tutto è dinamico, soffermarsi sulle persone e sulle relazioni è assolutamente un tema importante, tanto che la prossima campagna parlerà di salute mentale, quindi di promuovere la salute mentale in un'epoca che sarà ancora più digitale, perché tanto ormai la digitalizzazione è un qualcosa che non possiamo fermare ed è giusto così, ma è importante con campagne e con tutti gli attori che a livello locale ovviamente ci supportano grazie alle nostre direzioni territoriali, supportare i messaggi che occorre sì parlare di digitalizzazione, ma tenendo sempre le persone al centro.
Sapori, fragranze dei prodotti IGP protagonisti del progetto Le Vie del Cibo, presentato ad Agrigento dalla Società per lo Sviluppo Magazzolo Platani per valorizzare le qualità del cibo dei sicani in occasione del convegno nazionale Asso-Enologi alla presenza del Ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, a fare gli onori di casa Giovanni Panepinto nella sua qualità di Presidente dello SMAP. Le interviste. Giovanni Panepinto presente a questa iniziativa oggi qui presso il foyer del Teatro Pirandello al municipio per una simpatica iniziativa dove si potranno gustare i prodotti sicani dell'enogastronomia nell'ambito di un progetto della SMAP. Ce ne parli meglio? Il progetto ha un titolo che è, come dire, molto rappresentativo, sono le vie del cibo della lunga vita. Nei sicani, grazie anche ai cibi, ci sono centenari di persone a 90 anni, 80 anni, ce n'è a centinaia, c'è la qualità della vita alta e il cibo che il cibo non è frutto della nostra arretratezza perché ha un legame profondo con la terra e quindi questa condizione, questa peculiarità particolare la rappresenteremo insieme all'Università di Palermo e al Dipartimento di Scienze e Tecnologia, al Galle Sicani, al Distretto Turistico di Agrigento, così come al Consorzio di Tutela Arancia, al Consorzio di Tutela IGP Olio e agli istituti alberghieri di Bisacquino, Bivona e Agrigento, in giro per i sicani, da Siculiana a Bisacquino, da Cattolica a San Giovanni Gevere e Cammarata e così via dicendo. Saranno iniziative fino al 31 dicembre con un progetto finanziato dall'assessorato all'agricoltura. Oggi siamo qua con ricotta, con formaggi, con pignolate, con la nostra salsiccia e le nostre olive, con olio extravergine d'oliva, con tanti dolci e una particolarità arriva dal Consorzio di Tutela dell'Arancia di Ribera con una magnifica torta con il logo del consorzio e con decine di chili di dolci alle arance, più dolci di mandorla, più bacco di fave, prodotto preparato a Santo Stefano Quisquina con ricotta salata e olio. Sono questi cibi che ti permettono di vivere oltre 100 anni bene. Ricordiamo che il progetto fu presentato al Respiro Nazionale alla BIT di Milano. Sì, l'abbiamo presentato alla BIT di Milano perché è chiaro che la gastronomia si lega indissolubilmente al turismo. Quali altre iniziative a breve? A breve saremo a San Giovanni Gevere e Cammarata per passare da Palazzo Adriano, per poi arrivare a Montedoro, poi a Cattolica Eraclea con la saga dei frutti della terra, saremo a Siculiana, saremo a Santo Stefano, a Cianciana, dove si tiene la festa del raccolto, che è la tradizione dopo la mietitura, saremo a San Biagio Platani, saremo a Luccasicola, a Ribera e lì saranno le arance a fare l'arancia, a fare l'attrice protagonista, saremo a Bisacquino, saremo in 15 comuni della provincia di Agrigento, della provincia di Palermo e della provincia di Caltanissetta. E siamo anche, dentro i programmi di Agrigento Capitale della Cultura e il Ministro dell'Agricoltura, onorevole Lollobrigida, poco fa con piacere si è assunto l'impegno di venire in estate con una manifestazione dove ci saranno cibi e prodotti delle nostre aziende dei sicani. La dieta mediterranea che valore assume nell'ambito della regione? Quest'anno alla regione siciliana è riconosciuto il titolo di regione della dieta mediterranea e noi valorizziamo i prodotti con il progetto Le Vie del Cibo della dieta mediterranea nei territori sicani. Il vino italiano continua a crescere nell'export, magari diminuisce la quantità ma aumenta il valore, perché anche grazie al lavoro degli enologi, dei nostri imprenditori tutti, viene sempre più valorizzata la ricerca, la capacità di creare un prodotto di altissima qualità che nel mondo viene apprezzato. Con il consolidamento di mercati importanti come quello statunitense, quello tedesco, quello giapponese, ma anche con l'apertura di nuovi mercati che diventano di grande interesse perché ovviamente migliorano la possibilità di vendere e quindi di creare ricchezza e lavoro in Italia. Molto impegnato a tutelare il vino come alimento identitario, economico, di tutela dell'ambiente, io credo anche della tutela di salute, se vogliamo intendere nel suo
complesso anche di benessere mentale legato alla convivialità. Quando si sta insieme con un buon bicchiere di vino si sta meglio dal nostro punto di vista. Il nostro governo da questo punto di vista è riuscito in Europa a fare molto, a evitare misure folli che vedevano il taglio dei finanziamenti alla promozione del vino, agli investimenti in questo settore, e continueremo a farlo in ogni ambito. Ottima scelta quella degli enologi di organizzare il loro congresso nella capitale della cultura, perché Agrigento è una città straordinaria, legata a una storia, quella della Magna Grecia, e proprio Tucidide disse che l'uomo esce dalla barbarie quando comincia a coltivare l'oliva e la vite, e quello è un po' un simbolo di quanto sia profondo il rapporto tra la cultura, tra l'identità e anche un prodotto nobile come il vino. Festa di fine anno degli alunni di primo livello del CPIA di Agrigento presso la sede scolastica a Villa Seta, diretta dalla dirigente scolastica Antonella Uttilla. Antonella Uttilla, DS del CPIA di Agrigento, oggi Graduation Day, una festa qui alla scuola, un bilancio anche di un anno intenso di attività che avete svolto. Effettivamente quest'anno abbiamo veramente svolto tantissime attività e quella di oggi vuole essere la conclusione, insieme ai nostri alunni che voi potete vedere qui dietro, o meglio una parte di loro, quelli che si sono diplomati alla scuola media. Sono 370 ragazzi che dopo un anno di percorso intenso e molto faticoso hanno sostenuto gli esami di terza media e quest'anno riceveranno il loro diploma di terza media. Vengono da Montevago, da Licata, da Cammarata. Sono ragazzi che hanno investito un anno in cultura perché per loro è stata la seconda chance, e non parlo soltanto degli immigrati ma anche degli autoctoni che hanno trovato nel CPIA quell'afflato, quella passione, quella voglia di poter mettersi di nuovo in discussione, e sembra veramente la grande festa dopo un anno di grandi progetti che ricordo ancora ci hanno visto anche come menzione speciale alla Questura di Agrigento e anche in un concorso sulla sostenibilità al BIM. Siamo stati anche alla Strada degli Scrittori, al Dante D. Abbiamo fatto tante iniziative in cui anche le autorità politiche, civili e militari ci hanno dato un contributo. Per esempio il percorso itinerante di legalità fatto insieme alla Questura e all'Arma dei Carabinieri, e che solo per quest'anno nella prima edizione ha toccato 8 punti di erogazione su 16, ma l'anno prossimo sarà fatto in tutte le sedi. Devo essere sincera, il lavoro di squadra ha moltissimo dato la possibilità di arrivare a questo punto e di avere persone che da domani decideranno anche di frequentare una scuola superiore. Un dato molto in questo momento da accertare, ma almeno 190 ragazzi su 370 siano già iscritti alla scuola superiore. Questo perché la terza media al CPIA non è un punto di arrivo, è un punto di inizio. Buona vita a tutti, soprattutto ai miei ragazzi. Vorrei ricordare che questo è il suo primo anno di insediamento come dirigente scolastico al CPIA, quindi diciamo è stato un anno particolarmente impegnativo perché si è dovuto un po' conoscere meglio, addentrato nella struttura. In verità io 5 anni fa partii come dirigente scolastico da questa struttura, sono diventata dirigente appunto nel 2019, ma per 5 anni sono stata dirigente di istituti comprensivi, quindi mi ero allontanata dalla realtà del CPIA che già conoscevo. Ritornare e riallacciare non soltanto i rapporti umani con i miei ex colleghi, ma con questa struttura in cui il punto di riferimento è la missione che ci unisce per questi ragazzi, è stato sicuramente una scommessa che penso di avere vinto grazie all'aiuto di tutti. Una scuola speciale con i sogni di tutti, studenti e docenti, mano nella mano, camminiamo insieme e vanno lontano. Si dice CPIA è democrazia, che ciò che vuoi fare si possa realizzare. Io dico CPIA è della scuola mia, mi posso formare e non solo
strategia per la pubblicità. Si avviano al termine gli esami di maturità per gli alunni del quinto anno delle superiori, le aspettative degli studenti del Politi e dei genitori, il nostro servizio. Da parte dell'Onora. Beh, diciamo che psicologicamente la situazione poteva essere peggiore di quanto uno si immaginava, però alla fine quando tu vedi il ragazzo che si scioglie rispetto anche ad una commissione che si presenta bene e che mette a proprio agio i ragazzi, diciamo che è andata bene. Pensiamo ora alla seconda parte della vita dopo i 18 anni. È andato tutto bene, c'è stata anche una componente di fortuna, questo è da dire, però sicuramente lo studio non è mancato, alla fine è andato tutto per il meglio. Della crisi delle certezze l'ho legata soprattutto al periodo storico del Novecento e della Prima Guerra Mondiale, poi riguardo alle materie scientifiche erano tutti argomenti diversi fra di loro, ma comunque argomenti in cui il tema della crisi è sicuramente centrale. Sì, tanta ansia perché ho dimenticato tutto, però quasi. Mi sto preparando la donna, il progresso, ripasso filosofia, un po' in generale. E infatti perché so tutto, ma allo stesso tempo sembra che ho un vuoto in testa. Lei lo fa domani? Io lo faccio domani. Felicità, amicizia, rapporto con i professori, con molti professori comunque che sono messi anche i nostri panni a differenza di altri. Comunque è stata una bella esperienza. Lo porteremo nel nostro cuore. Sì, infatti ci sta anche un poco male perché sto finendo tutto praticamente. Grazie mille. Uscire, la cosa più bella che si possa augurare ai ragazzi è quella di riuscire a fare davvero quello che gli piace e magari farlo nel posto che loro reputano migliore. Non è detto che debba essere necessariamente qui, è giusto che capiscano che casa è dove si sta bene, dove si vede bene, dove si fa ciò che si vuole fare e per cui si è studiato. Questo è l'augurio che sento di fare a tutti, ivi compresi i miei figli. Della donna, quindi tutte le sue sfaccettature è stato emozionante perché comunque è un tema abbastanza attuale e mi è piaciuto, proprio mi sono sbizzarrita, quindi sono contentissima. Ora? Ora sono tranquilla, andrò a mare perché ci sta, meritate ferie. Danilo è un ragazzo spettacolare, come lui non c'è nessuno. Sì, ha un ricordo indelebile. Che cosa lasciano? Lasciano un segno. Niente, Non si può dire. sono ragazzi, ognuno di loro lascia una cosa, veramente. Quindi sono tutti speciali per noi. Li abbiamo trattati come figli e saranno sempre i nostri figli. Un in bocca al lupo per tutto quello che seguirà dopo di noi. Sinceramente non ho paura, sono preparato e so quello che posso fare. Mi hanno insegnato proprio a stare al mondo perché sono entrato che ero un ragazzino e sto uscendo che sono un uomo. Il Politi mi lascia tanto, anche perché sono stato rappresentante, quindi ci ho buttato la vita qua al Politi, ci ho lasciato davvero un pezzo di cuore, è un dispiacere enorme andarsene e soprattutto abbandonare le persone, abbandonare i ragazzi, il personale della scuola, i professori, però è una tappa della vita che tutti devono affrontare, quindi la scuola si deve abbandonare obbligatoriamente. Ragazzi, possiamo solo parlarne bene e augurare un mondo di bene, che possano realizzare i loro sogni e noi gli abbiamo dato le basi, spero di avergli dato le basi affinché possano realizzare i loro sogni presenti e futuri. E quindi complimenti a tutti i ragazzi che hanno superato, che hanno sostenuto l'esame di maturità. Energia, economia in evoluzione, dal convegno promosso dalla banca BCC Agrigentino, un appello a invertire la rotta per salvare il pianeta.
Sì, il perché di questo convegno è semplice, può essere sintetizzato, diciamo, con due diversi aspetti. Il primo aspetto è la regolamentazione europea. La regolamentazione europea, le autorità spingono affinché le risorse vengano e siano destinate a progetti di sostenibilità ambientale e non solo, da un lato, e dall'altro lato che vengano finanziate quelle società, quelle aziende che investono in tematiche ESG, laddove ESG ovviamente non è solo energia, ma è anche sociale e governo. Il secondo motivo è che è un corollario, diciamo, di questo indirizzo della banca. La nostra banca è una banca di credito cooperativo, è una banca di territorio e quindi come tale ha nel proprio DNA da sempre, le banche di credito cooperativo operano sul territorio da oltre 130 anni e da sempre diciamo, hanno nel proprio DNA appunto i temi dell'ambiente e della sostenibilità ambientale. Quindi come banca, l'unica banca con sede legale in Agrigento, abbiamo sentito il dovere di organizzare un evento di questo genere, di questo tipo, proprio per sensibilizzare da un lato il territorio e quindi gli imprenditori, e abbiamo coinvolto l'ordine degli ingegneri che ha collaborato con noi per la realizzazione dell'evento, e quindi i professionisti, le banche, in modo proprio da chiudere un po' il cerchio e fornire tutta una serie di indicazioni ai partecipanti, e grazie anche alla presenza di rappresentanti del GSE, di Terna e di Energia Distribuzione. La seconda fase è quella di, oltre ad una sensibilizzazione, quella di creare dei prodotti che siano, diciamo, compatibili e siano coerenti con quella che sono le indicazioni, cosiddetta tassonomia europea, per cui dei prodotti adatti a condizioni particolarmente agevolate. La BCC Agrigentina ha predisposto un pacchetto di 2 linee, la linea Green Family e la linea Green Corporate, dedicata alle famiglie e alle imprese, con 7 prodotti complessivamente, con un tasso diciamo anche particolarmente agevolato, proprio per favorire in maniera anche concreta e con atti fattuali questo processo di transizione ecologica. Fermato a un posto di controllo stradale, è stato trovato in possesso di 150 grammi di marijuana. Si tratta di un licatese di 28 anni arrestato dai poliziotti della sezione volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Agrigento. Deve rispondere delle ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti, ritenendo che avesse un atteggiamento nervoso, hanno deciso anche di perquisirlo, trovandogli addosso la droga. Il giovane, dopo le formalità di rito, è stato posto ai domiciliari e nelle prossime ore comparirà davanti al giudice per l'udienza di convalida dell'arresto. Una 24enne al 3° mese di gravidanza è stata insultata, minacciata e aggredita nei pressi di alcuni locali a pochi passi dalla via Atenea da una 44enne spalleggiata da altre 2 giovani donne. Ad accorrere, una volta giunte diverse segnalazioni al 112, sono stati gli operatori sanitari dell'ambulanza del 118 e i poliziotti della sezione volanti della questura di Agrigento. I primi hanno controllato la giovane donna incinta, che ha comunque rifiutato di essere portata al pronto soccorso. Gli agenti hanno invece sentito la giovane per cercare di ricostruire cosa fosse effettivamente accaduto. Vi sarebbe stata una discussione tra lei e la 44enne, entrambe agrigentine. A un certo punto sono intervenute anche altre 2 donne agrigentine ed è appunto in 3 si sarebbero scagliate contro la 24enne. Salta l'ipotesi del bypass all'altezza di Bagheria per mitigare le code del rientro della domenica. L'ANAS lo ha ritenuto non utile allo scopo, una decisione però non condivisa dal Presidente della Regione Renato Schifani, che annuncia la richiesta di rimozione del responsabile dell'ANAS Sicilia. Il servizio da Palermo.
Saltata l'ipotesi di un bypass sulla A19 all'altezza di Bagheria da attivare solo la domenica dalle 15 alle 22 in modo da creare sulla careggiata in uscita da Palermo una seconda corsia di marcia verso il capoluogo per mitigare le code nelle ore di maggior traffico di rientro. Una decisione presa da ANAS che ha fatto tuonare il presidente della regione siciliana Renato Schifani. Nella serata di ieri, infatti, dopo che nel corso della riunione del comitato operativo viabilità riunito in prefettura a Palermo tutti avrebbero condiviso la soluzione del bypass, durante il successivo sopralluogo insieme alla polizia stradale, ANAS ha valutato come non particolarmente utile l'ipotesi, ha definito come non fattibili o non attuabili per ragioni tecniche alcune soluzioni. Al termine è emerso che l'unica alternativa resta quella di deviare in caso di necessità code di oltre 7 km o in situazioni di emergenza il traffico sulla strada statale 113. È paradossale che nonostante queste problematiche siano discusse da settimane, dice il presidente Schifani, l'ANAS non si sia minimamente premurata di verificare in maniera preventiva la possibilità di realizzare l'ipotesi del bypass avanzata durante la riunione. Chiediamo all'azienda pertanto un cambio di passo immediato. Servono responsabilità, visione e capacità di adattamento. Per chi come noi è impegnato ogni giorno a contrastare le emergenze, non è possibile pensare che i vertici regionali di ANAS siano in ferie, demandando a terze linee la gestione. La regione farà sentire la propria voce in tutte le sedi, anche a livello ministeriale, avanzando la richiesta della rimozione del responsabile di ANAS Sicilia, che continua a dimostrare scarso senso di collaborazione istituzionale nei confronti del ruolo del commissario e nei confronti dei siciliani. In queste settimane, infatti, gli utenti stanno affrontando disagi e lunghe code a causa di una pianificazione sbagliata dei lavori da parte dell'azienda, che ha dato il via a 2 cantieri contigui proprio alle porte di Palermo, e per di più in un periodo di traffico particolarmente intenso come quello estivo. La mancata attivazione del bypass rischia di aggravare sempre di più una situazione già critica in previsione del traffico di rientro di domani pomeriggio, ha concluso Renato Schifani. Viva l'estate degli anni d'oro, è stato questo il tema della festa organizzata dalla Residenza per Anziani Oasi degli Ulivi per i propri ospiti, diretta dal dottor Geraldo Alongi. L'intervista. Dottor Geraldo Alongi, responsabile della RSA Oasi degli Ulivi, una festa questa sera per stare in compagnia con i suoi ospiti. Allora, abbiamo pensato di fare questa festicciola come inizio d'estate con gli ospiti che abbiamo, che forse già sono stati ripresi. Siamo molto sensibili a questa situazione della terza età e abbiamo creato questa struttura dove gli ospiti sono ben trattati, i miei collaboratori sono molto attenti, per cui vivono con molta serenità in questi momenti nell'ultima parte della vita. È un problema che si evidenzia particolarmente, vero? A cui voi siete particolarmente attenti, con anche, oltre all'assistenza sanitaria, anche con attività ludiche. Sì, ci stiamo impegnando perché possano vivere bene con i familiari che vengono regolarmente ogni giorno, non sono abbandonati. È un'esigenza che oramai abbiamo tutti quanti, perché lavoriamo tutti, quindi i genitori sono costretti a rimanere a casa con i rischi che purtroppo ci possono essere, che sono le cadute, oppure la somministrazione dei farmaci che non è molto precisa. Invece qui c'è un'assistenza totale a 360 gradi e cerchiamo di garantire questi momenti. Abbiamo organizzato appunto questo momento di convivialità con tutti quanti, con i familiari, con i nostri operatori. Stiamo facendo questa festa. Forte anche della sua esperienza all'ospedale di Agrigento, lei ha gestito per tantissimi anni un reparto particolarmente difficile, quello dell'hospice. Sì, io quell'esperienza mi è servita tantissimo, per cui ho cercato di creare una struttura similare, ma
qui è un'altra situazione, non ci sono malati inguaribili, qui ci sono persone anziane che hanno bisogno di un'assistenza e noi siamo ben disposti a seguirli quotidianamente. Recentemente lei ha partecipato anche a un interessante convegno sul tema presso la sala dell'ospedale di Agrigento. Sì, quello è un altro argomento. Abbiamo pensato, non l'ho gestito io per la verità, quindi però io ero lì a seguire i lavori. È stato un convegno molto interessante perché abbiamo parlato della nascita, dell'adolescenza, ma anche del fine vita, perché sono tre cose molto importanti. La nascita, io tra l'altro penso che già al concepimento si parla di vita, per cui è giusto proseguire regolarmente nell'escursus della vita fino all'ultimo segmento, che è quello finale dei malati inguaribili. E questo è tutto per TV Notizie di oggi. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre per chi ha la Smart TV, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 alle 20 e replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto e vi auguriamo una buona serata.